Cronache Trevigiane è una produzione Z Group. Un programma in collaborazione con Uindustria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo APO-VF, Gruppo Grigolin. Cronache Trevigiane questa settimana vi vuole raccontare la pediatria, il reparto di pediatria dell'ospedale di Montebelluna, dove i bambini ospedalizzati trovano il calore dei volontari dell'Abio, ad esempio, ma non molti sanno che c'è una vera e propria scuola con una vera maestra qui nel reparto che opera. Ma intanto andiamo a cercare il primario di pediatria di Montebelluna con il quale vogliamo cominciare questa puntata dopo il servizio di Cronache Trevigiane che vi proponiamo. A tra poco. Il mercato dopo la profonda crisi non sarà più lo stesso. Per rialzarsi e competere a livello internazionale, quindi, bisognerà essere pronti alla sfida. Per questo in queste ore a Treviso è stato siglato un accordo storico che potrebbe fare scuola nel resto del paese. Si tratta del Patto per lo Sviluppo Sostenibile siglato da CGIL, CISL e UIL e Un'Industria Treviso. Un patto che darà la possibilità a volontari e alle imprese del territorio di condividere con i lavoratori dei nuovi schemi contrattuali legati a precisi obiettivi di crescita. Obiettivi che, se raggiunti, costituirebbero dei maggiori riconoscimenti economici per i dipendenti e degli sgravi fiscali e contributivi per le imprese. Abbiamo chiesto ad Alessandro Vardanega, presidente di Un'Industria Treviso, di illustrarci i punti salienti di questo patto per lo sviluppo. Con questo patto noi intendiamo diffondere presso quelle imprese che oggi non hanno la capacità di definire una propria metodologia di tipo organizzativo, quindi noi studieremo come associazione assieme ai sindacati per singole categorie di imprese, per categorie merceologiche, dei parametri di riferimento proprio da applicare. Vogliamo dare un contributo molto concreto, tra l'altro anche come metodo di lavoro, perché vedere attorno allo stesso tavolo, dopo mesi di lavoro appassionato e anche con grande competenza, le parti sociali, l'aver individuato delle soluzioni, noi crediamo che sia anche un metodo che suggeriamo alla classe politica, che dovrebbe avere la capacità tra forze di maggioranza e di opposizione anche di sedersi attorno a degli obiettivi concreti per immaginare delle soluzioni. La triplice sindacale ha dimostrato dal canto suo che si può essere uniti attorno ad un progetto ricco di buonsenso. Sentiamo Paolino Barbiero e Antonio Confortin, rispettivamente segretari generali di CGIL e UIL Treviso. Questo accordo indirizza il futuro di questa economia. È chiaro che se va nella direzione giusta noi avremo la possibilità, con le categorie dei vari settori, dal metalmeccanico al chimico piuttosto che il tessile o la plastica o l'agroalimentare, di fare accordi territoriali che aggiungano salario a quanto stabilito dal livello nazionale. E nell'aggiungere salario si discuta di come far crescere la competitività dell'impresa, sapendo che la competitività deve essere fatta salvaguardando le condizioni di lavoro e la sicurezza dei lavoratori. Ma credo che è un patto importante perché noi ci abbiamo lavorato fortemente inizialmente, anche con grande difficoltà all'interno del sindacato, poi gli incontri sono stati diversi con la Confindustria e questo è un risultato che va bene ai lavoratori e che va bene al mondo del lavoro. Sicuro che la ripresa ci attende è Franco Lorenzon, segretario della CISL Trevigiana. Abbiamo consapevolezza che questa sfida può essere vinta, noi puntiamo al fatto che possano essere raggiunti livelli positivi. La provincia di Treviso si è dimostrata una delle province in Italia che ha saputo reagire meglio a questa crisi. Ci vorrà ancora tutto il 2011, ma però ce la faremo. Un altro aspetto del patto sono le azioni comuni verso le istituzioni per sostenere la riqualificazione del manifatturiero, per attuare reali politiche per lo sviluppo locale, per dar vita a quel sostegno che le parti sociali si attendono dalla politica, come spiega il vicepresidente di Un'Industria Treviso, Giorgio Zanchetta. Naturalmente possono utilizzare questo patto per orientare gli sforzi del proprio personale verso obiettivi che consentano all'impresa di trasformarsi e mantenersi competitiva in questo nuovo scenario post-crisi, speriamo post-crisi. No? La parola d'ordine è chiara, serve una nuova qualificazione dell'impresa, dei lavoratori, dei salari, dei benefici fiscali e contributivi e della politica.
E come promesso siamo con il dottor Paolo Mesirca, che è primario di pediatria qui all'ospedale di Montebelluna, ma anche presidente dell'associazione Abio. Allora, grazie per averci accolto. Beh, intanto siamo nella scuola, ma ne parleremo dopo, nella scuola all'interno dell'ospedale. Dottore, allora, cosa dire su questa associazione di volontari che danno valore a questo progetto di umanizzazione nei confronti dei bambini ospedalizzati? Un'associazione Onlus nata anni fa a Milano e si è diffusa in tutta Italia, e anche i nostri diciamo cugini di Castelfranco hanno la stessa associazione. Questa è un'associazione di volontari, tutti di Montebelluna o dei dintorni, che sono genitori o ex genitori di bambini che sono mai cresciuti, e sono qui per aiutare i bambini e i genitori a superare quello stress che può dare un improvviso ricovero, perché da noi i ricoveri non sono programmati, sono gran parte sono improvvisi, quindi sconvolgono per intero la famiglia, il padre che lavora, la madre che lavora, ormai sappiamo, i bambini che vanno a scuola, vengono strappati dal loro ambiente. Quindi qui noi cerchiamo, attraverso anche questi volontari, di ricreare un ambiente familiare, di avere la scuola, di poter giocare, di poter trascorrere una giornata serena, e quindi di avere gente attorno che ti dà una mano anche al di fuori dei medici e degli infermieri che si interessano prettamente dell'aspetto medico-assistenziale. L'Abio non fa soltanto assistenza, volontariato, ma anche dei progetti, ha portato avanti, quindi sono proprio nostri di Montebelluna. Questa è una simulazione della risonanza magnetica, serve per abituare il bambino ad avere un impatto con questo esame strumentale, che di per sé non è invasivo, non è doloroso, ma è molto rumoroso, molto lungo, e quindi molto spesso dobbiamo ricorrere alla sedazione farmacologica. In questa maniera siamo riusciti ad evitare l'uso dei farmaci. Il bambino entra dentro questa astronave di Spock e parte per un viaggio interstellare, e quindi alla fine gli facciamo sentire i rumori, gli facciamo vedere il buio, e quindi gli facciamo provare quelle sensazioni sgradevoli sotto forma di un gioco. Primario, grazie di tutto, o meglio Presidente, grazie di tutto, e noi ci fermiamo qui, e tra poco quindi abbiamo, diciamo, le chiavi per entrare nella sala giochi dell'ospedale di Montebelluna e nella scuola per raccontarveli. A tra poco. Il ministro Galan in visita alla fiera Fruit Logistica. Bilancio 2010 per la carne veneta. Al via l'8ª edizione della rassegna I vini autoctoni. Queste le cronache dal primario di questa settimana. Il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Giancarlo Galan ha visitato i padiglioni di Fruit Logistica, la più importante fiera internazionale del settore ortofrutticolo tenutasi a Berlino. Il ministro ha incontrato gli operatori del settore e presentato il progetto comunitario Frutta nelle scuole, presso lo stand Piazza Italia organizzato dalla società cooperativa Centro Servizi Ortofrutticoli. Oltre 50.000 operatori del settore provenienti da 125 paesi hanno preso parte all'evento leader per il commercio ortofrutticolo nel quartiere fieristico di Berlino. Fruit Logistica offre ai rappresentanti del commercio eccellenti opportunità di creare nuovi contatti e di avere una panoramica completa del mercato ortofrutticolo. Il comparto carni in Italia e nel Veneto ha vissuto un 2010 altalenante per la produzione e i consumi. Bene l'avicola, male la cunicola, stazionaria la bovina, così la suina. Questi i risultati delle ultime ricerche condotte da Veneto Agricoltura. Particolarmente colpito il bovino adulto, categoria importante nel Veneto. Aumentano inoltre le difficoltà di collocazione del prodotto allevato in Italia rispetto alla carne importata all'estero e acquistabile attraverso i canali della grande distribuzione organizzata. Il comparto avicolo è dominato dal Veneto e fa segnare la migliore produzione degli ultimi anni, con circa 1,2 milioni di tonnellate a peso morto. Da segnalare che la regione detiene una produzione di uova pari a circa 2 miliardi di pezzi, mantenutasi sugli stessi livelli del 2009 grazie alla tenuta della domanda interna. Negativo il 2010 per la carne cunicola, per la quale in Veneto sono rimasti attivi solamente 3 macelli specializzati. Pronti al taglio del nastro per la rassegna I vini autoctoni, che porta il 13 febbraio a Godega di Sant'Urbano i migliori vini del territorio veneto-friulano. La manifestazione enogastronomica, giunta all'8ª edizione, trasforma da anni la cittadina trevigiana in una vera e propria Bengodi. Degustazioni di vini preziosi, dai nomi antichi, incontri che spaziano dalla storia all'enogastronomia ai laboratori di degustazione, uno spazio riservato all'informazione. Questi gli elementi che hanno decretato nel tempo il suo successo. I vini autoctoni, che quest'anno si rinnova grazie alla collaborazione con Enoteca Veneta e la Scuola Enologica Cerletti di Conegliano, verrà inaugurata il giorno 13 febbraio alle 15 presso il Palaingresso Fiera di Godega di Sant'Urbano.
Risparmiare sulla bolletta del gas e dell'energia elettrica oggi è più facile. Ascotrade, la società del gruppo Ascopiave da più di 50 anni presente sul territorio, garantisce trasparenza, tariffe competitive e un servizio adeguato per famiglie e imprese. Cambiare il fornitore di gas o energia elettrica non comporta alcuna interruzione del servizio, non richiede interventi sugli impianti e non costa nulla. Varia soltanto l'operatore e Ascotrade è in grado di gestire per i nuovi clienti tutte le procedure necessarie per attivare una nuova fornitura. Grazie a numerosi sportelli territoriali, Ascotrade vi offre le migliori proposte per la fornitura del gas, dell'energia elettrica e del fotovoltaico, verificando le specifiche esigenze di consumo ed offrendovi tariffe vantaggiose. Diventare cliente Ascotrade è facile e gratuito. Telefonando al numero verde 800 91 8208 si otterranno tutte le informazioni necessarie per far parte di una grande azienda leader nel Triveneto nel settore energetico. Per ridurre le spese di riscaldamento è importante sfiatare periodicamente l'impianto perché l'aria presente ostacola la trasmissione del calore. Cronache trevigiane quindi oggi vi vuole raccontare la pediatria dell'ospedale di Montebelluna, un rapido passaggio qui nella sala giochi, poi ci ritorneremo, ma andiamo ad incontrare la maestra, quindi entriamo nella scuola per incontrare la maestra Carla Dalla Longa. Allora, ciao Carla, allora, tu sei una maestra normalissima, nel senso che dipendi dal Ministero dell'Istruzione, e quindi hai, possiamo dire, anche la fortuna di vivere un'esperienza simile? Ma io direi proprio di sì, io la vedo come una fortuna. Io dico sempre che quello che ho avuto è di più di quello che ho dato in questo reparto, perché proprio hai modo di venire a contatto con certe realtà che non immagineresti. Ovviamente qui ci sono bambini ospedalizzati che hanno bisogno di continuare le attività scolastiche. Come funziona allora? Ma di solito io attivo il contatto con la scuola di appartenenza, proprio perché noi amiamo dire, la rete di scuole ospedaliere ama dire che la scuola si pone come un ponte tra la realtà odierna, la malattia, e il futuro su cui poter tornare ad investire, soprattutto per quei bambini che sono malati con malattie particolari, con malattie molto lunghe. Quello che voglio dire, visto che mi date l'opportunità, è che non abbiate paura di avere i contatti con i vostri bambini malati, sia con i vostri compagni ammalati, siano a casa, siano in ospedale. La malattia non è una cosa che va isolata, anzi il bambino malato ha proprio bisogno di sentire gli affetti quotidiani, e chi meglio dei compagni e degli insegnanti che convivono con lui tante ore può darli. Diciamo che le giornate tipo non esistono in ospedale. Quando arrivo io faccio il giro delle camere, prendo contatto con i bambini che dal giorno prima potrebbero essere cambiati, qualcuno dimesso, qualcuno arrivato. Poi sento i sanitari per capire quali sono le condizioni del bambino, se può rimanere insieme agli altri compagni o se per ragioni a volte anche proprio di copertura per il bambino o per non andare a infettare gli altri bambini devono stare da soli. Certo che il stare insieme è la cosa migliore che si può fare, altrimenti si fa attività individualizzata in camera del bambino, sempre seguendo per quello che è possibile il lavoro che fanno a scuola, quindi rientra con meno cose da fare. Ci sono anche poi altre attività, no? Anche lasciate un po' alla vostra fantasia, alla vostra sensibilità. Ce n'è una che, Carla, state mettendo in piedi con la cooperativa monteliana, no? Con il campo, che riguarda la realizzazione di un orto didattico, chiamiamolo così. Sì, anche questo è un progetto in comune con altre scuole del Veneto. Cercheremo di fare un orto, un piccolo giardino botanico dove il bambino si prenderà cura, cioè vogliamo spostare l'attenzione dal fatto di essere lui oggetto di cura al prendersi cura. Carla Dalla Longa, grazie, ma noi ci rivediamo poi nella seconda parte di Cronache Trevigiane. Ora ci fermiamo un po' perché parliamo di progetti specifici e vi facciamo vedere un po' alcune attività che i volontari ABIO compiono con i bambini. A tra poco.